Eccoci, nuova puntata della nostra storia. Anche in questa puntata, anche in questo appuntamento parleremo e vedremo il nostro passato, il vostro passato, per capire meglio il presente e anche per progettare meglio il futuro. Come sempre, due gli ospiti di questa puntata. Nel primo ospite ci racconterà la sua esperienza politica ma anche amministrativa della provincia. E poi invece nella seconda parte andremo a conoscere una ragazza che ha cominciato a fare politica, pensate che sin quasi da bambina. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. E dopo la scomparsa di Marino Corder, la corrente dei Fanfaniani veneti non ha un vero leader. Lei condivide questa tesi oppure no? Beh, io penso che, e la messa di stamani mi pare l'ha confermato in quelle degne parole del celebrante, la leadership di Marino Corder continui. Il che stimolerà tutti noi, me compreso, che mi considero veneto in un certo senso per tante ragioni, non solo di amicizia, a fare in modo che il ricordo, l'insegnamento, l'esempio di Marino Corder trasformi la leadership individuale in una leadership collegiale, che poi dal collegio venga di volta in volta un direttore sarà una cosa buona. Fiorenzo Silvestri, benvenuto. Partiamo da Fanfani perché lei tra le altre cose ha anche la collezione dei quadri di Amintore Fanfani, giusto? Sì. Allora, partiamo però dal dato politico. Lei è uno dei fanfaniani di allora, di ferro, se non ricordo male. Certamente, questo è anche un onore esserlo stato e esserlo tuttora. Allora, cominciamo raccontando ai giovani che cosa voleva dire. Intanto, cominciare a fare politica da molto giovane, lei è uno dei più giovani assessori comunque della storia della Marca Trevigiana. Cosa vuol dire appunto abbracciare un partito come la Democrazia Cristiana e poi una corrente come quella fanfaniana? Beh, dunque io avevo anche una tradizione di famiglia. Mio padre era stato sindaco del mio paese, San Zenone degli Ghiazzarini, è stato sempre impegnato anche nella politica direi provinciale, molto legato al ministro Fabbri e al sottosegretario Corder e per tutti gli altri amici tipo Benedos, il senatore Pavan ed altri. Io sono nato in questa famiglia. Quindi è sempre respirato politica? E pertanto ho respirato spesso e sempre politica. Diciamo che anche dopo l'università, ma anche prima, io ero già dentro nel movimento giovanile e per cui ho conosciuto anche molto il territorio della provincia ed è questo il contesto su cui sono nato. Fanfani per me è stato il leader di gran lunga superiore per quanto riguarda la pragmaticità e soprattutto il lato economico dello sviluppo italiano, in quanto ha creato soprattutto le case Fanfani, ma non solo questo, tanto per ricordare, ne abbiamo avuto prova anche ultimamente, nella comunità della montagna delle Dolomiti hanno scoperto che tuttora l'unica legge sulla montagna tuttora valida è quella di Fanfani. Ecco, però dicono che Fanfani era, diciamo così, espressione della destra democristiana. Quando un giovane di solito si approccia alla politica, di solito si fa sempre a sinistra verso i progressisti. Come mai questa scelta? Ma a dire la verità non sono convinto di questo giudizio. C'era un problema che il suo nome alleggiava sulla parte destra, ma era il cognome che lo portavano a dire questo. Ma di fatto lui ha creato il centro-sinistra, per cui è tutto un risvolto completamente diverso di quello che veniva detto. Direi che lui è stato una garanzia per il mondo industriale e imprenditoriale, perché era un grande esperto di economia, per cui era molto vicino ai grandi che hanno creato con lui l'Italia,
e pertanto questa veste era una garanzia per il mondo imprenditoriale, ma lo è stato moltissimo soprattutto per le classi più deboli che hanno avuto in quegli anni lo sviluppo migliore, per cui è riuscito a far rialzare quelli che erano in maggiore difficoltà. Che mi pare fosse, diciamo così, era uno di quei che venivano definiti dalla DC professorini, cioè la nuova leva crescente dopo De Gasperi, ed erano quelli, diciamo, quelli più preparati e anche quelli forse un po' in contrasto con la DC del subito dopoguerra. Sì, diciamo che lui era un innovatore rispetto a quello che è uscito subito dopo la guerra, però assieme a Dossetti e assieme soprattutto alla Pira, tra le altre cose, aveva creato una nuova mentalità politica. È quella che ha fatto crescere l'Italia, che negli anni 60 era la prima al mondo come crescita. Ecco, ma allora, perché voglio dire, poi chi è a casa, soprattutto i giovani, hanno un po' di confusione sulla storia della politica italiana, che poi è un riflesso poi della politica veneta, perché se noi abbiamo un Toni Bisaglia che è il doroteo, quindi il centrista, poi abbiamo il gruppo di base, quindi Dino De Poli, giusto per fare dei nomi che noi abbiamo visto nel corso di queste puntate, Tina Anselmi, diciamo così, che è di sinistra, Fanfani sulla destra, però stando a quello che diciamo adesso è quasi più di sinistra Questa DC com'era in realtà? Era così, diciamo così, osmotica, per cui a seconda dei progetti si poteva essere di destra o di sinistra? No, secondo me è da quale punto di vista si va a giudicare. Io ad esempio tuttora non sono più iscritto a nessun partito, però mi reputo di centro, o meglio, il centro-sinistra del centro. Ecco, questa sarebbe la posizione che io reputo a me e che ho sempre giudicato anche in Fanfani. Allora, visto che lei è ancora in politica, pur non essendo iscritto a partito politico, cioè facendo il consigliere comunale, seppur di minoranza, a San Zeno degli Azzolini, la politica c'entra comunque. Questa, la DC di quel tempo ha qualche riflesso nei partiti di oggi, secondo lei? E quali partiti riflettono meglio diciamo così, almeno qualche corrente della allora Ballena Bianca? Ma non è facile, perché dove sta la differenza? La differenza sta soprattutto nella legge elettorale. Io non ho mai condiviso questo sistema elettorale perché non dà la possibilità al popolo di scegliere. Cioè i parlamentari non sono più eletti con la famosa preferenza che delle volte è detestata, perché non ho capito mai perché, quando che faceva scegliere al popolo i propri parlamentari. Oggi non sono più scelti dal popolo, ma sono scelti dai capi partito. Ecco che cambia completamente la politica italiana e anche e soprattutto il collegamento tra popolo e chi comanda. È completamente diverso. La visione oggi della politica, tutti parlano del centro, se guardiamo bene. La sinistra parla del centro, la destra parla del centro, dopo c'è chi cerca di costruire il centro, per cui vuol dire che il centro è il luogo di compensazione dei vari problemi italiani, che però tutti, per proprio interesse oggi, proprio perché manca quella elezione diretta da parte del popolo, non riescono a costruire. Perché? Perché ci sono queste attrattive a destra e a sinistra in cui con la parola centro non hanno nulla a che fare, che però cercano di comandare i propri parlamentari. Allora, un'ultima domanda, poi cominciamo a fare con delle altre immagini, cominciamo ad andare a vedere il Fiorenzo Silvestri che comincia a agire in Consiglio provinciale. Però l'ultima domanda è, Amintore Fanfani, toscano, giusto? Sì. Matteo Renzi, toscano, caratteri forti, intensi, addirittura Renzi ogni tanto si richiamava alla Pira perché ha fatto il sindaco di Firenze. C'è analogia secondo lei? C'è un'analogia, sì. Renzi secondo me è un personaggio che forse oggi interpreta meglio di altri la politica vera del centro. Diciamo che ha avuto alcuni risvolti negativi che lo hanno creato un'immagine che non è quella. Lui in effetti a livello di capacità e di sintesi politica penso che non ce ne siano molti in Italia attualmente, politicamente parlando. Ecco. Beh, fa piacere sentire questo giudizio da
da chi da ben prima del 1980 cioè è nato con la politica, però noi abbiamo le prime immagini del 1980, l'inserto è il C16, il nostro Alessandro Granziera con Francesca Pezzo in regia. Vediamo insieme queste immagini di un consiglio provinciale del 1980. Cominciamo ad andare, diciamo così, nel tempo andato, chiamiamolo così, e qui un po' di volti che lei ricorderà molto bene, immagino. Bello rivederli. Ecco, che provincia era e soprattutto che politica era, vedendola da qua? Beh, la politica rispetto ad ora era una politica molto collegata con la gente. Eccolo qua, un Fiorenzo Silvestri, molto giovane. Che bello. Qui quanti anni aveva? Qui 1980? avevo 32 anni. 32 anni. Diciamo che il collegamento con il popolo, che oggi non esiste, esisteva molto, molto tirato, si aveva anche molto la collaborazione con i comuni e anche e soprattutto con la gente direttamente di chi esprimeva delle iniziative. Infatti io ho molto recepito tante iniziative che non erano normali per un'amministrazione pubblica, ma partendo dal popolo abbiamo creato delle cose nuove anche nella provincia di Treviso. Assessore provinciale 1980-1985, se non sbaglio, con presidente Marton, che deleghe qui? Io avevo trasporti e bilancio. Trasporti e bilancio. E proprio per parlare di trasporti, io so che lei è stato un precursore di una cosa che ci riporta immediatamente nell'oggi, no? E anche nel domani, perché non è ancora finita. Alessandro, se puoi tornare un attimo in studio, stravolgiamo un po' la scaletta, andiamo direttamente al C24. Servizio ci porta al 1991, quindi dall'80 al 91 facciamo 11 anni, però il tema è un tema che nasce sin dagli anni 80, ovvero quello della Pedemontana Veneta. Sentiamo questo servizio, poi parliamo della Pedemontana Veneta. Tornano a farsi sentire i comitati contro il passante autostradale ideato dalla Società delle Autostrade di Venezia e Padova nell'autunno dell'88, inserito nella proposta di piano regionale dei trasporti e da allora fortemente avversato. Il motivo di questa nuova riscossa è legato al fatto che tale autostrada, dapprima abbandonata dalla Giunta regionale per ulteriori studi, è tornata a figurare nel piano territoriale di coordinamento, lo strumento urbanistico regionale che automaticamente modificherà tutti i piani regolatori comunali senza bisogno di alcun parere locale. Ecco cosa ha mosso il Comitato Intercomunale contro l'Autostrada e il Comitato Viabilità Ambiente Alto Padovano, ricevuti il 24 ottobre dalla Seconda Commissione Urbanistica e Viabilità del Consiglio regionale. In questa audizione ufficiale hanno fornito una dettagliata documentazione relativa ad analisi e controproposte che confutano le tesi a favore del passante. È stata chiesta pertanto la cancellazione dell'autostrada prevista nel PTRC, dando invece il via a seri studi e aprendo un dibattito anche in Consiglio regionale. Intanto, contro questa minaccia di cemento ed asfalto di quasi 100 chilometri, come si legge da un comunicato, i comitati, allo scopo di far sentire ancor più la voce della popolazione, hanno avviato iniziative per sollecitare i comuni e le province interessate a ribadire il no alla nuova autostrada. Ecco, qui siamo addirittura a un misto tra Pedemontana e Passante di Mezzo, non so se l'avete notato, perché parte da Meolo e arriva a Grisignano, quindi insomma siamo... E qui già la gente dice non serve, lei invece addirittura a quel tempo aveva fatto le prime progettazioni. Ci racconta un po' la storia, perché la storia della Pedemontana parte molto lontano e non è ancora arrivata perché devono ancora aprire il casello, tra l'altro devono ancora aprirlo perché c'è la diatriba tra proprio la concessionaria delle autostrade per l'Italia e la SPV, perché chi deve fare il casello e chi non lo deve fare. Vabbè, come nasce questa storia della Pedemontana? Allora, la storia che mi ha coinvolto per circa 2 anni, poi tra l'altro, è stato un progetto personale, per cui non avevo la delega ai lavori pubblici e non ho mai voluto, tra l'altro, le cose importanti da gestire, ma quelle creative più che altro. E allora, quando ho visto il piano regionale che voi avete fatto vedere ora, con la Grisignano di Zoccom, Meolo,
quella era una parte centrale di tutto il piano regionale, che era composto da circa 5 iniziative viarie. E allora, quando ho visto questo, così studiando, mi è venuta l'idea di proporre invece una eliminazione di questa pratica distruzione quasi del Veneto, senza però togliere i servizi, questo era l'obiettivo. A quel punto ho studiato un passante che eliminava il problema di Mestre, cioè perché era il problema nodale, infatti la Casignano di Zocco, Meolo era per quel motivo, ma poi c'erano altre 4 importanti vie stradali che riguardava proprio il piano regionale e osservando bene un tracciato che partiva da Vicenza, da Montecchio, come partirà la Pedemontana, andava a finire a Portogruaro. Addirittura. Studiando questo tracciato, che tra l'altro era quasi tutto su zona di cave, per cui permetteva nessun dissesto ambientale, anzi, andando in trincea, permetteva di chiudere tutte le cave che esistevano nel Veneto in quell'epoca, era un grosso problema, se qualcuno si ricorda. Sì, abbiamo parlato E lì l'iniziativa è stata accettata, tra l'altro, perché risolveva anche Mestre, perché guardando bene il tracciato da Vicenza, Montecchio, a Portogruaro, il tracciato era inferiore dell'attuale A4, per cui automaticamente diventava l'asse vero est-ovest dell'Italia, la famosa anche Barcellona, Belgrado e compagnia bella. Pertanto, quando l'ho presentato, che l'ho presentato la prima volta a Conegliano, c'era addirittura il ministro Tonnus, mi pare, quella volta ancora in attività. Parliamo di che anni? Parliamo dell'88. 88. A quel punto ho detto, sì, una grande idea. Poi l'ho presentato nelle varie parti, mi veniva richiesto anche dai stessi ambientalisti, perché gli ambientalisti a quel punto, vista la distruzione che avveniva a quel piano regionale, di fatto di quell'epoca, erano d'accordo, tanto che addirittura quelli forti di Mogliano, di Veneto, mi hanno chiamato anche per presentare questa più volte, questa iniziativa. Il tracciato risolveva Mestre, risolveva anche tutta la parte pedemontana, perché bastava fare un raccordo a pettine, diciamo, sulla pedemontana, per questo si trattava in pratica di 2-3 km più bassa dell'attuale pedemontana, e il tracciato era di circa 10 km inferiore dell'attuale A4. Quindi chi veniva da Trieste, girando dentro verso Portogruaro, facendo l'altro giro? Andava a Milano. Andava a Milano, era sulla linea tra l'altro della Postumia Romana, per cui non era neanche tanto. Passava a copiare i romani. Esatto, e su questo siamo andati avanti 2 anni, con tutte le categorie economiche che mi hanno dato la regione, gli stessi. C'era addirittura una banca, mi pare, di Brescia-Bergamo, che aveva chiesto addirittura di poterla finanziare completamente. E poi perché è andata a finire? È andata a finire perché questo faceva saltare tutto il piano regionale di trasporti. A quell'epoca c'erano 2 grandi iniziative, il piano regionale di trasporti e l'Expo di Venezia, che mi pare che qualche grande personaggio o grandi personaggi si erano divisi in pratica l'influenza, no? Che poi... Parliamo di Bernini e De Michelis? Così. Così. Storia. E per cui il piano, cioè l'obiettivo è che sono riuscito a far saltare il piano regionale, andando contro completamente alla regione di quell'epoca, tanto che poi l'iniziativa è stata ripresa successivamente, la Pedemontana parte dal stesso posto in cui partiva questa mia direttrice, è stata però rialzata, secondo me commettendo un grande errore, perché rialzando non va direttamente a Trieste e non risolve neanche il problema, ad esempio, della statale che da Treviso, ad esempio, va a Oderzo o cose di questo genere, perché poteva risolvere anche quello, aveva grandi motivi positivi, ecco, questo tracciato in tutti i sensi, anche per risolvere alcuni problemi già esistenti. Risolveva sia la Schiavonesca sia
la postumia, ecco. Ma forse non so, perché lì comunque è interessante capire che c'era un progetto che addirittura sarebbe funzionato accorciando degli spazi, Certo. e poi naturalmente siccome lì c'era la politica di mezzo è un po' andato. Diciamo che la differenza, cioè la vittoria di questo poi mi è costata cara, perché mi è costata caro per la candidatura successiva del Presidente della provincia. Allora ci fermiamo qui perché è il momento della pubblicità, proprio ripartiamo dal Presidente della provincia, ma dopo la pubblicità. Innocenti Lino 17, Bianchi 17, nulle 1. La votazione, il quorum è 18. Bisogna rifare la votazione. Ecco, qui invece abbiamo le immagini, anche se sono un po' rovinate, delle elezioni di Lino Innocenti. Stiamo parlando del 18 novembre 1985. Frederico Silvestri, come si ricorda, lei che era nei banchi, questa nuova tornata, perché siamo passati dal 1980 che faceva l'assessore al 1985 che è tornato a fare il consigliere. Lino Innocenti, questa provincia com'era? Beh, Lino Innocenti è succeduto a Marton, Beppe Marton. Molto probabilmente c'è una questione un po' di equilibrio all'interno della giunta, di persone che dovevano entrare in giunta. Lino Innocenti non era della corrente, diciamo, di Dorotei tout court, era un centrista, ritenuto un centrista. Probabilmente non c'era stato ancora un accordo tra la sua corrente di quell'epoca e i Dorotei. Quindi Pertanto, all'interno dei Dorotei, che dovrebbero essere stati sostanzialmente il centro, c'era un centro nel centro? Probabilmente sì, era così. No, sono sempre stati, mi pare, Innocenti è sempre stato legato alla corrente del Canton, dell'onorevole Caron e questi personaggi storici della DC, per cui aveva anche una sua veste autonoma, diciamo, all'interno del contesto politico. Ma si poteva essere autonomi all'interno della Democrazia Cristiana senza poi non rischiare di, pestando i piedi a qualcun altro, essere a propria volta pestati i piedi? Ma non penso che sia così, perché il caso è perché il Presidente e anche la Giunta veniva eletto dal Consiglio, non direttamente il Presidente come avviene oggi del popolo in pratica. Anzi adesso no, perché adesso poi con la riforma non è più eletto, è eletto dai sindaci. Cui... Speriamo che adesso in qualche maniera si ritorni a un'elezione diretta, anche perché mi pare che la provincia abbia dimostrato di essere un segmento importante della gestione amministrativa della regione. Ma la sintesi c'era sempre. Nel momento delle elezioni poteva accadere, ma era più un segnale che una forzatura, diciamo. Ecco. Era un segnale anche perché tra l'altro c'era anche un equilibrio con gli altri partiti della maggioranza, non era che fosse solo la Democrazia Cristiana che governava da sola. C'erano anche socialisti. Sì, c'è stato un periodo in cui la DC ha governato proprio da sola, agli inizi, mi pare. Oppure forse... ha sempre dovuto avere un supporto di altri? No, c'era sempre un supporto degli altri e di la verità c'era anche una grande relazione anche con la minoranza. Io mi ricordo quando abbiamo creato la marca dei trasporti, a proposito. Dopo l'amministrazione, addirittura c'erano anche dei personaggi della minoranza. Per cui c'era un mondo un po' variopinto, nel senso di dire che
si accettava anche i messaggi e anche le idee di altri che non erano nella maggioranza. Ecco, lei che fa ancora adesso l'amministratore seppur in minoranza, nota che invece con queste nuove regole chi fa la minoranza di fatto non riesce neanche a farla? Beh, di fatto non esiste, perché in pratica anche con le nuove leggi che danno maggiori poteri alla maggioranza in assoluto, la minoranza non esiste più. Ad esempio, non fa più parte neanche non esistono neanche le commissioni, non esiste più neanche la partecipazione in nessun senso, mentre un tempo c'era anche un equilibrio con la minoranza, per cui certe idee che provenivano anche da chi non aveva vinto le elezioni potevano essere utili e riconosciute. Quindi un salto indietro nella democrazia. Ma direi proprio di sì, totalmente direi. Addirittura con il sistema elettorale per i comuni sotto i 15.000 abitanti va a governare un sindaco con 34%, ha un 60% contro, che però non viene riconosciuto, ma solo con 2 o 3 consiglieri, diciamo, contro magari 9 o 10, per cui di fatto il discorso non esiste. Cioè proprio c'è da rimettere, insomma, diciamo che una delle considerazioni in questa nostra discussione è che bisognerebbe ripensare, insomma, il sistema elettorale. Ma totalmente, sono convinto. Il problema è che però la gente non è cosciente più di questa situazione, perché il discorso politico è molto lontano, è ormai controllato dai media totalmente, che però non portano questo discorso, che è quanto delicato, quanto difficile da spiegare, che però è quello che ci crea il maggior danno, secondo me, dal punto di vista anche amministrativo. Non è che dopo gli anni in cui cadevano costantemente sindaci perché le alternanze politiche mettevano in crisi, ad esempio poi vediamo Innocenti che appunto cade abbattuto dai suoi stessi, dai Dorotei di fatto, insomma, no? Un po' di anni dopo, non è che il fatto di avere un'instabilità politica abbia fatto sì che il cittadino poi abbia detto sai che cedo un po' della sovranità del popolo per avere una sicurezza di 5 anni di stabilità? Ma direi che quello che avveniva era proprio espressione del popolo, perché i consiglieri erano eletti tutti direttamente dal popolo, pertanto erano portatori di messaggi del popolo diretto. Ma del popolo o del partito? Ma direi nel contesto amministrativo del popolo. Dal punto di vista politico era che quando esisteva una maggioranza doveva essere rispettata, quella è la regola. Però i messaggi venivano dal popolo, come ho detto, anche la minoranza aveva una funzione, che non era da poco. Poi il caso dei Innocenti che abbiamo visto è stato eletto subito dopo, per cui non era più un messaggio politico per l'equilibrio all'interno della giunta che doveva essere formata subito dopo, che non per un discorso, diciamo, di dire vabbè, non vogliamo Innocenti. In effetti poi è stato eletto come presidente. Comunque diciamo che la considerazione, guardando questa immagine, la prima considerazione è proprio quella di dire che forse bisognerebbe ripensare un po' la democrazia attuale, il sistema elettivo attuale a fronte di quello che era una volta, per dare maggiore democrazia nelle parti amministrative. Ma guarda Lucio, sono perfettamente d'accordo su questo. Lo ripeto anche molto spesso quando ho la possibilità di parlare di politica. La stessa cosa vale anche per l'ambito parlamentare, perché quando il popolo non può più scegliere di fatto i parlamentari, la politica è totalmente cambiata. Una volta i parlamentari dovevano venire a prendersi il voto, almeno per quanto riguarda il nostro contesto, dovevano lavorare molto. Quindi le preferenze che adesso non ci sono, mi pare di capire, erano fondamentali. Fondamentali anche per la politica del futuro, a mio avviso. Il sistema maggioritario, ma soprattutto la nomina di fatto di parlamentari da parte dei capi partito, ha creato una politica completamente diversa. Cioè, chi vuole essere eletto nel Parlamento deve essere senz'altro un figlio adottivo del capo partito. Per cui il discorso è che non può mai dire no quando dovrebbe dirlo, e deve dire sempre sì, e automaticamente, io mi ricordo, guarda, un grosso personaggio che poi è durato molto nella politica, quando la DC è andata con il discorso dei 94, 95, 96, per il discorso Tangentopoli,
e ho detto a alcuni giovani, cerchiamo di far rinascere la politica e lasciamo perdere quelli che si sono comportati male o cose di questo genere. Quindi rinasci come UDC? Rinascita, si nasce come DC, addirittura il Partito Popolare in quell'epoca. E guarda, la risposta di un vostro personaggio, che poi è diventato anche importante, adesso non so se sia ancora parlamentare, è stata questa, perché volevamo creare un gruppo di giovani in questo senso positivi, di poter far rinascere con concetti e comportamenti diversi. Guarda, ha detto, è assurdo, io per essere rieletto basta che sia che condiscenda, che abbia rapporti stretti con il capo partito, e quella è la politica oggi, non è diversa, cioè non c'è più la partecipazione. Va bene, torniamo un po' a noi e torniamo indietro nel tempo. Abbiamo visto nell'85 elezioni di Lino Innocenti in provincia di Treviso. Lei invece comincia a interagire, anzi sana, mi pare, se non ho capito male, i bilanci della società La Marca, cioè della società dei trasporti, o sbaglio? Sì, partiamo in modo diverso. Ne parliamo un po', anzi ne parliamo subito dopo, un pezzo che vediamo, un servizio, è del 26 ottobre dell'87, l'inserto è il C18, vediamolo insieme. Consiglio provinciale con due argomenti delicati in apertura. Questione La Marca e Teatro Comunale. La Marca, la società di autotrasporti, avrebbe 7 consiglieri irregolari. Si tratta di 7 esponenti di diversi partiti politici che ricoprono anche la carica di consiglieri provinciali. A sollevare la vicenda il consigliere DC Massimo Malvestio tramite un'interpellanza. Secondo il parere di un noto giurista, il professor Leopoldo Mazzarolli, tutto l'esecutivo della società La Marca sarebbe fuori legge. Oggi il presidente Innocenti, il quale aveva riconfermato alcuni mesi fa l'esecutivo in questione, si è sentito in dovere di spiegare come sono andate le cose. Ha fatto appello al cuore, alla buona fede, alla comprovata onestà di carriera, dicendo che sempre ha avuto a cuore le istituzioni. Come è nata tutta la storia? Il professor Mazzarolli era stato interpellato una prima volta per sapere se c'era incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale e quella della società. La prima risposta fu negativa, tutto ok, rispose. Poi però la provincia divenne autorità di bacino, un termine tecnico per dire che le cose cambiarono, e mutò anche la posizione dei 7 consiglieri della società. Nuovo quesito all'avvocato, il quale chiese tempo per rispondere. Nel frattempo ecco scoppiare tutto il pandemonio. Appena avremo il parere, ha assicurato Innocenti, il Consiglio provinciale verrà chiamato a discutere e decidere. E le accuse di Malvestio? L'abbiamo intervistato. Svaniti i bollori, resta la soddisfazione della BA, come dicono gli scout, la buona azione. Ecco qua, società La Marca, i problemi, il fuoco amico, perché voglio dire uno come Malvestio era all'interno della DC e quindi un tema tutto interno al partito. Ma com'era la storia di La Marca e qual è stata l'azione di Fiorenzo Silvestri? Beh, diciamo che Malvestio è sempre stato effervescente su vari temi. Lì la novità è stata che la provincia è diventata autorità di bacino, ma questo è avvenuto poco prima di questa Cosa vuol dire per decisione, quelli che non sono del mestiere? che controllava anche le altre aziende di trasporti. Cioè tutti quelli che esistevano sul bacino della provincia di Treviso. La Marca invece era nata qualche anno prima, addirittura nel periodo di Marton. Come era nata? Esisteva la Siamic, che era una delle più grandi aziende di trasporto pubblico in Italia. È venuta una legge regionale che faceva diventare la Siamic frazionata tra tutte le province. Io mi sono occupato per delega proprio su questo, nel frammentare la Siamic, e ho creato la Marca. Marca è un nome che ho creato, anzi abbiamo fatto una specie di ricerca, abbiamo creato anche uno stilema di fatto di questo. Che poi adesso, giusto per attualizzare, la MOM, la mobilità di Marca. Sì, la MOM però ha incorporato anche altre aziende successivamente. Ecco. Comunque la Marca la partenza del MOM è stata La Marca di fatto. Abbiamo creato un'azienda, io vorrei ricordare qui anche 2 personaggi importanti che hanno collaborato con me, direttore Braccini e il signor Bellis, Ugo Bellis, che
tuttora Ponte di Piave, perché abbiamo fatto un lavoro straordinario. Noi abbiamo frammentato la Siamice, perché allora il troncone di Rovigo è nato per conto suo, quello di Padova per conto suo, quello di Vicenza per conto suo e quello di Treviso che abbiamo creato con il nome La Marca. Siamo addossati anche a circa 1.600 miliardi lire, in effetti 1 miliardo e 600 milioni di lire, perché adesso è difficile anche fare subito immediatamente, da poco siamo addossati questo, però quando abbiamo fatto la spartizione siamo andati a vedere anche i centimetri delle ruote, cioè la spartizione delle varie corriere, eccetera. Abbiamo creato un consiglio di amministrazione, non era ancora l'autorità di bacino, per cui non c'era nessuna incompatibilità di nessun genere, e tra cui, ad esempio, sono dentro anche delle minoranze. Io faccio un nome importante, ad esempio, di contrapposizione, come era Zeno Giuliato, che ha collaborato con me per 5 anni. Sta di fatto che il troncone di Padova è fallito qualche anno dopo. Le stesse linee di fatto, la stessa struttura, diciamo, dei trasporti che era La Marca che abbiamo creato, dopo 3 anni è diventata attiva di 1 miliardo. Abbiamo pagato anche le tasse. È diventato un caso nazionale, tanto che Mazzotto Cortorta, che all'epoca era anche presidente, mi pare, del Fede Trasporti, è rimasto impressionato. Avevamo quelli della SAD di Bolzano che venivano a capire il nostro fenomeno di gestione, in cui tra l'altro tutti i dipendenti erano concordi con noi, era una specie di autogestione totale tra noi amministratori e i dipendenti, che è durata fino alla fine, diciamo, l'uscita dopo dei consiglieri provinciali a seguito della venuta dell'autorità di bacino. E abbiamo chiuso comunque, adesso non vorrei dimenticare qualcuno, per cui a parte Zeno, che in effetti era perché era all'estrema opposizione, c'erano stati anche altri amministratori con me, abbiamo avuto un risultato straordinario. Usciti, tanto per riportare il discorso della Marca, poi per vari anni siamo rimasti fuori, per cui a gestire sono state altre persone, evidentemente che non erano della provincia. Io sono stato richiamato invece a una nuova amministrazione, quando non ero più consigliere provinciale, all'epoca della gestione Manzonetto, per cui Lega e Partito Popolare. Siamo stati richiamati, lì pure la Marca era andata in deficit con oltre 1 milione in questo caso, perché eravamo in euro, 1 milione e passa. In 3 anni comunque, un giorno ricorderemo anche i personaggi che hanno collaborato con me importanti, e siamo riusciti a portarla in attivo dopo 3 anni di 180.000 euro. Insomma, è una storia quella della Marca, MOM, Siamice, che magari faremo una puntata proprio dedicata. Abbiamo ancora poco tempo, però tante sono le storie che dovremmo raccontare. Io adesso faccio vedere un servizio del 12 gennaio 1991, l'inserto Francesca Pezzo e il nostro in regia Alessandro Granziero, l'inserto è il 23. E qui parliamo di un evento che ha visto Treviso, mi pare subito dopo, se non sbaglio, Bologna, in un evento che è quello di Telefono Azzurro. Vediamo il servizio e poi ne parliamo. Ad un mese dalla sua realizzazione, Telefono Azzurro a Treviso funziona attivamente nella sua piccola ma più che sufficiente sede di via Caldibreda, messa a disposizione dall'amministrazione provinciale e sostenuta dalla solidarietà di numerose ditte e privati. È nato così, dopo quello centrale di Bologna e insieme a quello di Monza, questo punto di riferimento per i bambini del Triveneto. Attraverso il numero telefonico amico 1678 48 048, anch'essi possono usufruire della linea gratuita che permette di telefonare da tutta Italia senza alcun gettone 24 ore su 24. E di questo arco di tempo gli operatori di Treviso coprono infatti per il Triveneto il pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30. Proprio qui, da questi apparecchi telefonici, rispondono Simonetta, Cristina, Valentino, Daniela, Stefano e Paola, psicologi, pedagogisti ed esperti di psichiatria infantile che Telefono Azzurro di Bologna ha inviato a Treviso. Ci dicono che le telefonate finora ricevute
ricevute non denunciano tanto violenze eclatanti subite dai bambini, quanto un diffuso disagio, la difficoltà a comunicare e a interagire con il mondo degli adulti. È il caso di Marta, una bambina che ha chiamato da una città del Triveneto che soffriva di un'incapacità di socializzare con i compagni di classe. Una cosa, si è detto, che può apparire banale, ma che l'operatore al telefono ha cercato di approfondire con opportune domande sulla situazione familiare, scolastica ed extrascolastica, riuscendo quindi con un messaggio di fiducia a far reagire Marta dinanzi a quello che lei viveva come un insormontabile problema. Questo messaggio di fiducia, che probabilmente era proprio quello che alla bambina mancava, è stato ben accolto. La bambina si è attivata, ha fatto appunto delle proposte ai suoi compagni, ai bambini che aveva intorno, e qualche giorno dopo ci ha richiamato per dirci che stavano arrivando a casa proprio in quel momento dei suoi compagni. Quello che noi pensiamo, così che sia esemplificativo di questo caso, è il fatto che è un problema molto semplice, molto banale, e per un bambino può essere molto grande, e senza ingigantire niente, però dando il giusto riconoscimento a un problema, il bambino già può avere la via aperta per la soluzione. Forse è quello che gli adulti spesso non sanno fare. Presto partirà anche una campagna pubblicitaria per far conoscere Telefono Azzurro, mentre sono già in corso incontri nelle scuole per sensibilizzare e fare opera di prevenzione con insegnanti e genitori sui segnali di disagio infantile. Mai come adesso attualissimo questo servizio dedicato a Telefono Azzurro, ai problemi dell'infanzia e non solo. Perché abbiamo fatto vedere questo servizio? Perché Fiorenzo Silvestri è intimamente legato a Telefono Azzurro, visto che la prima sede, tra l'altro mi pare capire, è su un edificio provinciale, quindi c'è il suo intervento, ma c'è anche l'intervento sulla carta di Treviso. Sì, allora l'idea io ero assessore, di contattare il Telefono Azzurro è nata perché c'è stato un Rotary, mi pare, di Asolo, di cui tra l'altro io ero il rappresentante, essendo eletto nella circoscrizione di Asolo, nella quale aveva fatto una conferenza sul Telefono Azzurro. Io ho contattato allora Ernesto Caffo, che era il presidente unico, diciamo, del Telefono Azzurro, e in breve tempo siamo riusciti a portare la seconda sede del Telefono Azzurro a Treviso. E a Treviso ha funzionato molto bene, poi abbiamo dato gli alloggi anche di Cal di Breda, ma soprattutto eravamo diventati il motore del Telefono Azzurro. In effetti Bologna era la sede, anche Modena, il professore Ernesto Caffo insegnava, mi pare, a Piacenza a quell'epoca lì, o Modena, ecco, esattamente, e siamo diventati il motore e anche una sede molto 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 attiva. Siamo nati in questo senso e per cui si è sviluppata anche un'attività molto particolare. Ad esempio, siccome che il Telefono Azzurro è collegato anche con il resto del mondo, ad esempio è stata anche un'occasione per portare ad esempio Matilda Cuomo in provincia di Treviso, e la quale poi è stata anche un motore di altri rapporti importanti che hanno sviluppato nella nostra provincia e che ha collegato anche gli Stati Uniti, ma soprattutto per ricordare oggi è il discorso della Carta Treviso, la Carta di Treviso che è nata a Treviso, in effetti ho collaborato anche molto su questo, ed è diventata la carta che tutela i minori rispetto ai media, è fondamentale. Oggi viene ricordata, anche mi pare 2 anni fa c'è stato anche l'anniversario che abbiamo festeggiato in questo senso. Io mi ricordo che l'ho portata addirittura in India, la carta Treviso. Quella volta abbiamo incontrato anche Sonia Gandhi, che è un personaggio molto difficile, ma per il fatto che lei anche era molto impegnata sull'attività di tutela dei bambini, e per cui in India ha avuto un successo straordinario, proprio chiamandola Carta di Treviso. Su questo io voglio anche ricordare, mi arrogo un titolo di essere ritenuto il secondo amico del Telefono Azzurro a livello nazionale, dopo un altro personaggio che si chiama Elisabetta Fabbri, per cui ci sono io riconosciuto come grande amico del Telefono Azzurro. Ecco, e questo è un piacere sul situazione della vita. Purtroppo il nostro tempo si è concluso. Io avevo altri 3-4 argomenti da affrontare con
con Fiorenzo Silvestri, li faremo su un'altra puntata perché come diciamo sempre noi che se PD che Uganeghe, quindi Sì, ci sono più giorni da poter passare assieme con un nuovo caricatore. Una risposta però flash, perché sennò poi il regista mi riprende. Tornando indietro, rifarebbe l'esperienza politica? Ma io ho avuto una bellissima esperienza politica. È la politica degli ultimi decenni che non mi va più, dire la verità. Io la politica come a quei tempi si discuteva, si lottava, eccetera, delle volte non veniva riconosciuto quello che tu pensavi, ma in ogni caso avevi la possibilità di poterla esprimere oppure di poterla sostenere in qualche modo. Era una continua discussione, ma l'importante qual è? Era di essere collegati col popolo. Oggi è tutto diverso. Tra l'altro, secondo me, non è più un sistema puro democratico come lo era un tempo. Grazie a Fiorenzo Silvestri, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte, ricominciamo dalla politica. La campagna elettorale continua a portare nomi di spicco anche nella Marca. Giovanni Spadolini, segretario del Partito Repubblicano, è stato in effetti l'autentico protagonista dell'intera domenica politica trevigiana. Spadolini, ricevuto dai candidati trevigiani del Partito Repubblicano alla Camera, Rossella Borsato e Giovanni Cristofoletto, e da Vittorio Guglielmangilli, è giunto in piazza Borsa a Treviso dove ha scambiato alcune chiacchiere con gli amici di partito. Al centro dei discorsi, ovviamente, il difficile momento politico italiano, un momento nel quale i partiti laici, si è detto, fungono in qualche modo da arbitri di una situazione dove ci sono due litiganti. Spadolini si è poi trasferito a Montebelluna. A Villa Mangilli era in programma una festa per ricordare il 41esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. 4.000 le persone presenti, dagli iscritti ai simpatizzanti del partito dell'Edera. Spadolini è stato accolto al suo arrivo dalla banda cittadina di Cavarzere ed è arrivato con il presidente del Partito Repubblicano, Bruno Visentini. Ampio e articolato il discorso tenuto da Spadolini in questa occasione. Il segretario repubblicano ha ripercorso la storia della crisi, una crisi che non abbiamo voluto, ha detto. Il PRI si pone dunque, secondo il suo segretario, come ago della bilancia e in qualche modo arbitro della crisi. Sentiamo un passo del suo discorso. Queste elezioni sarà decisivo che i due litiganti non ricevano un premio e sarà decisivo che un premio anche piccolo lo riceviamo noi repubblicani. Solo così noi potremo ricreare un equilibrio politico atto a risolvere i problemi del paese, economici, internazionali, istituzionali. Si è trattato dunque di un intervento politico dove Spadolini non si è limitato a ribadire la propria linea, ma ha parlato dell'attuale situazione italiana e della possibile soluzione della crisi dopo le elezioni, evidenziando bene il ruolo dei partiti laici in questo contesto. Il discorso di Spadolini è stato molto applaudito dai presenti, anche perché il segretario ha ricordato i motivi per i quali il Partito Repubblicano è uscito dalla maggioranza e ha formulato delle proposte per il nuovo governo. Antonella Tocchetto, benvenuta. Intanto era lei la bambina che ha baciato Spadolini. No, però lo ricordo molto bene, ero dietro le quinte. È stato un lavoro molto molto complicato. Io poi all'epoca ero un po' a Roma perché facevo parte dei Giovani Repubblicani e poi seguivo tutte le vicende trevigiane, per cui quando arrivavano le persone come Spadolini, che erano molto importanti, io ero dietro le quinte a fare un grossissimo lavoro e ricordo le feste della Repubblica da Guglielmangilli come una fatica immane, però poi una grandissima soddisfazione, perché non voglio essere polemica, però i politici di allora, e Spadolini era uno di quelli, avevano una così forte personalità che ti intimorivano. Erano persone importanti. Aspetta di intimorire. Alessandro Granziera con la Francesca Pezzo. Vediamo una foto a proposito di intimoriti, perché abbiamo recuperato, anzi ce l'ha in realtà data lei, la foto, perché vi faccio vedere una Antonella Tocchetto, penso negli anni, non si può dire. No, guardate Antonella Tocchetto sulla sinistra, adesso tra un po' la vedremo un po' ingrandita, a proposito di persone intimorite, perché questo sguardo racconta tutto. Dove eravate qua?
Allora qui eravamo tra il comune, credo, e anche forse qui eravamo addirittura in una saletta del teatro comunale. Che anno era? Allora era sicuramente tra fine anni 80 adesso. Fine anni 80. Sì, perché io ho iniziato subito dopo la maturità, quindi nell'85-86 a militare seriamente nel partito, dopo la maturità classica, e quindi erano proprio quegli anni là. Allora facciamo un passo indietro, perché molti la conoscono, molti cioè la conoscono come voto del Partito Democratico, molti invece non sanno questa fede repubblicana. Da dove nasce e soprattutto quando nasce? Allora, nasce che ero minorenne. Devo dire la verità che non nasce perché io avessi il fuoco politico, ma avevo avuto una brutta situazione familiare, era morto improvvisamente mio padre e Guglielmo Con, che all'epoca era una persona importante del Partito Repubblicano, ci diede, come dire, una mano anche per le questioni familiari, e da lì lui mi introdusse, diciamo così, nell'ambito del Partito Repubblicano. Una sorta di padre politico, insomma. Anzi, io lo ritengo proprio un padre politico. Quindi iniziai ad entrare così nel partito. Ecco, faccio una battuta che non deve essere considerata negativa, però iscritta nel Partito Repubblicano come giovane repubblicana, credo forse avessi da appena compiuto i 18 anni, facevo già parte della corrente Con. Allora adesso le faccio vedere un'altra cosa, l'insetto è lo 03, perché magari riconosce il luogo dove è iniziato tutto, mi pare, no? L'insetto 03 ci fa vedere una sede, ed è la sede che è vicino a... Di fronte a Casa dei Carraresi, esatto. La conosco molto bene. È iniziato lì? Sì, proprio è iniziato lì, e arrivai le prime volte lì e c'erano delle persone molto, come dire, ricordo con grande affetto sia Bragaggia, che tutti conoscete, Tette Bragaggia, che all'epoca, mi pare proprio in quegli anni, fosse consigliere comunale. C'era poi la Borsato, che abbiamo visto, ovviamente Guglielmo Con, e poi c'era Tette Dallarmi, che era una figura storica del Partito Repubblicano e che erano praticamente i senior del partito, che accoglievano anche i giovani, che all'epoca anche il Partito Repubblicano, che non era un grossissimo partito, però è arrivato ad avere il 10% a Treviso, aveva un gruppo giovanile molto importante, di nomi importanti adesso, nel senso che l'avvocato Di Staso, all'avvocato Guido Piccione, all'avvocato Paolo Valla, insomma grossi professionisti trevigiani, erano tutti la federazione giovanile, che mi accolsero e io iniziai a fare politica con loro. Però c'erano questi padri, diciamo così, del partito, che erano all'epoca, mi sembravano così vecchi, ma avevano più o meno 60 anni, e che erano molto protettivi nei confronti di noi giovani, e soprattutto ci tenevano tantissimo che la politica non occupasse tutta la vita, ma che invece si prendesse un titolo di studio. Io ricordo tra l'altro che la prima volta che entrai nel partito incontrai subito Visentini, che mi disse in dialetto, dicendo: Tite, vien qua, però te vado a studiare, in dialetto, ed era ministro delle finanze. Meno male che ho detto Ticea. Ah beh, anche a Ticea, sicuramente. Allora, visto che siamo già in Fiume in Piena, mentre noi facciamo vedere l'inserto, il C5, non il 4, lo vedremo dopo il 4, perché qui siamo nell'84 e c'è un congresso del Partito Repubblicano, eccolo qua, qui siamo in Teatro Comunale, ma io volevo capire, cioè, chi glielo fa fare a una ragazza, a una bambina, perché abbiamo visto una bambina in politica e in politica da bambina, è quasi un palindromo, ecco, cioè, c'era mille altre cose da fare. Qual è che è stata l'accensione, al di là della simpatia per Guglielmo Con, che è un po' il padre, perché uno, voglio dire, per fare politica... No, scusate perché mi emoziono, perché vedo tanti vecchi amici che alcuni di loro purtroppo non ci sono più. E Dodo Battaglia, tra l'altro, il ministro Battaglia. Beh, allora... E Ferrari Agradi. E Ferrari Agradi. Entrare in politica all'epoca sicuramente dovevi avere un po' di passione. Ugo Holzer, che anche lui purtroppo non c'è più ed è morto, una persona importante di Vicenza. E quando si entrava in politica in quegli anni là, c'erano delle federazioni molto importanti, dal PC alla Democrazia Cristiana, si incontravano veramente dei personaggi pazzeschi. Cioè, io vi racconto un aneddoto perché è incredibile. Io sono da anni consigliera comunale
e ritengo che insomma il Consiglio Comunale nella sua interezza sia abbastanza modesto. All'epoca invece, quando si andava nei consigli comunali, c'erano delle persone che avevano una qualità di linguaggio, di preparazione anche culturale altissima, si rispondevano in latino, e io ricordo che più di una volta, quando entrai in partito, vedevo queste persone così incredibilmente brave, che facevano ragionamenti importanti. Adesso spesso nelle riunioni di partito si parla di fare i gazebo, all'epoca si parlava di questioni atlantiche della NATO, ma con livelli altissimi dei consiglieri comunali, e quindi ti affascinava questo mondo culturalmente elevatissimo. Racconto questo aneddoto perché mi è capitato che a 18 anni, ero ancora ovviamente al liceo, dovevo fare la maturità, ritornai alle 2 di notte, mia mamma chiamò i carabinieri pensando, erano gli anni 80, che io girassi con dei drogati, invece ho dovuto far telefonare il giorno dopo a Guglielmo Con, ma anche ad alcuni altri del partito, che ero in sede di partito a discutere di politica e non ero in giro a drogarmi come molti facevano negli anni 80, per cui pensate quanto era affascinante, ma come me c'erano tantissimi ragazzi, perché era un mondo particolare, anche al liceo si discuteva di politica. Ecco, esatto, quello volevo capire, cioè, a parte che abbiamo, guarda la Rossella Borsato, pezzo importante. Dunque qui siamo, per intenderci, nell'84. Sì. Siamo nell'84. Per dire, e Guglielmo Con sempre con la sigaretta in bocca, ad esempio adesso i congressi sostanzialmente, guarda, anche Scattolin, e l'altro era il consigliere di Venezia che purtroppo è morto. All'epoca, quando si andava ai congressi, i congressi si discutevano al congresso, non è detto che chi probabilmente voleva era designato a diventare segretario, poi uscisse segretario. Adesso il segretario viene deciso 5 mesi prima, invece lì proprio il congresso serviva, in base agli interventi dei big, a spostare i voti e a portare alla segreteria, anche la Rossocoletti, persone che magari entravano cardinali ed uscivano papi. Allora, proprio per questo, io volevo... Allora, rimandiamo alla seconda parte, l'analisi della politica di oggi rispetto alla politica di ieri. Ma volevo soffermarmi un attimo invece dell'interesse dei giovani alla politica i giovani di ieri rispetto ai giovani di oggi. Cos'è che sta mancando da una giovanissima, perché visto che ha cominciato a fare la politica minorenne, che insomma, voglio dire, sembra quasi... oggi non so se minorenni facciano politica, non mi risulta che se ne trovino. Allora, si faceva politica perché si credeva e si voleva cambiare un po' la società. La politica però era anche preparazione, c'erano delle scuole di partito anche nei partiti più piccoli come poteva essere il Partito Repubblicano. Ecco, nella scuola di partito cosa si faceva? Allora, intanto ti insegnavano a capire la storia, ad analizzare il momento storico, a capire che cosa fossero degli atti amministrativi. Era quasi parallelamente, per me che mi sono iscritta a giurisprudenza, quasi un seminario di laurea, perché proprio poi imparavi anche a parlare in pubblico, era proprio una sorta di formazione del giovane. Ottenevi in cambio? Perché uno ti dice... No, ottenevi che imparavi anche, come dire, a analizzare la storia, analizzare anche e a fare delle proposte politiche e anche ad imparare a studiare i momenti in cui tu eri e vivevi. Tanto è vero che io non nego che le prime scuole di politica che io ho fatto, che avevo pochi anni, insomma 20 anni, 21 anni, mi sono servite anche per passare brillantemente l'esame di diritto costituzionale all'università, dove presi 30, perché era proprio, avevi dei seminari con dei professori quasi, che poi erano i politici, che ti insegnavano. Adesso a me, mi dispiace dirlo, però mi fa un po' senso vedere questi ragazzi che arrivano, non ascoltano neanche i discorsi e devono subito postare sui social. I social hanno praticamente azzerato il dibattito politico. All'epoca invece c'erano dei confronti accesi, ma tra persone di 20 anni, ad esempio sulla questione della NATO, sulla questione della laicità dello Stato. Quando mai negli ultimi anni in politica si parla di laicità dello Stato? Io mi ricordo seminari importantissimi di gente di 20 anni che parlava di laicità dello Stato e del valore delle leggi. A proposito di laicità dello Stato, comunque di temi molto alti, adesso vi faccio vedere l'inserto, il C4.
avete capito che con Antonella Zocchetto basta vedere le immagini e subito la storia torna. Allora, vediamoci l'inserto 4, che invece qui si parla dei cittadini alla salute, il piano sanitario regionale e la US 13, quindi stiamo parlando di Montebelluna. Vuol dire che voi insomma, ragionavate non solo sul voto utile che poteva arrivarvi, ma ragionavate ad esempio anche su temi importanti come la sanità, in quel tempo che poi tra l'altro calata adesso, siamo lì. Sì, certo, siamo lì, però all'epoca della sanità, sul mantenere la sanità pubblica, sulle riforme di Tina Anselmi che aveva fatto non tanti anni prima, c'erano dei dibattiti importantissimi. Poi c'erano anche, tra le altre cose, i consigli d'amministrazione, ad esempio anche le farmacie, avevano anche i rappresentanti politici, ma non erano i rappresentanti politici che andavano a prendersi il gettone di presenza, erano rappresentanti politici laici che cercavano di rendere la sanità pubblica, l'uso, ad esempio, la possibilità insomma, di avere una sanità per tutti di altissimo livello, e il laico politico che c'era dentro si batteva per mantenere questo. Ma questi discorsi qua non venivano discussi solamente nei congressi o nelle segreterie di partito, venivano analizzati con il parere anche dei giovani repubblicani che si riunivano a loro volta e sui temi, sulla sanità, ad esempio su tutto quello che riguardava anche le infrastrutture all'epoca. E poi non dimentichiamoci che uno dei dibattiti più importanti che nei nostri partiti avveniva era sulla riforma fiscale, e voi avevate gente di 20 anni che aveva un confronto acceso anche in dialetto anche con il ministro Visentini. Appunto, io volevo arrivare là. Con il ministro, io me lo ricordo perché il ministro Visentini ti cacciava, diciamo così, delle battute feroci di profilo istituzionale ma anche tributario alte, dicendotele in dialetto, ma stimolando noi ragazzi che magari eravamo al primo anno di università a discutere ad esempio sulle riforme fiscali e su un fisco equo per tutti nel rispetto della Costituzione a 20 anni. Com'era Bruno Visentini? Allora, era una persona che quando ti guardava ti incuteva paura, perché era veramente aveva un carisma particolare, però condito da come dire, una facilità di approcciarsi a noi. Lui è stato ministro delle finanze. Sì, approcciarsi a noi in un linguaggio proprio dialettale. A me ha sempre parlato in dialetto, ma dicendomi concetti altissimi. Racconto questo aneddoto perché l'ho raccontato 1000 volte, ma mi piace raccontarlo. Un giorno, allora, all'epoca non è che ci fossero i bonifici bancari, per cui bisognava pagare l'affitto della sede che avete visto prima. E chi lo pagava? Pagavano i ministri. E quindi io andavo ogni tanto a chiedere i soldi quando eravamo in difficoltà al ministro. Per cui un giorno arrivai nella sua villa, che è qui a Carbonera, e lui mi ricevette e andavo a chiedergli un contributo per il partito perché avevamo problemi economici di dover pagare le utenze e l'affitto. E nel tavolo lui mi ricevette con lui in mezzo, Caracciola alla sua destra e De Benedetti alla sua sinistra. E io, che ero intimoritissima, dissi avremo bisogno di soldi, professore. Lui voleva che lo chiamassimo sempre professore, e lui in dialetto mi disse: sta CEAS è promettente, però bisogna che studia e che non si perda in politica ma si prenda una laurea, come si dice. E però poi mi diede appunto la somma che necessitava per il partito, insomma. Abbiamo visto Bruno Visentini intervistato, purtroppo le immagini sono storiche, quindi come si vede sono datate, però il nostro Alessandro Granziera, bravissimo, è riuscito a recuperare. Beh, lui era un uomo pazzesco. È una persona forse troppo poco ricordata. Io ho la sensazione che sia stato, come dire, cancellato, forse perché essendo ministro delle finanze, quindi delle tasse, non è mai stato ben accetto. Beh sì, lui fece delle riforme che un po', come dire, molti discussero molti, soprattutto quando i primi scontrini fiscali, se vi ricordate, insomma quella riforma importante che fece Visentini, però devo dire che lo ricordo come un uomo di una grandissima autorevolezza, con contestualmente una semplicità unica. Faccio un esempio: adesso noi abbiamo degli onorevoli che non contano magari niente, ma se la tirano molto, e io sorrido quando li vedo tante volte. Mentre lui era uno che contava molto. Lui era uno che contava molto, ma era una persona semplicissima che sapeva parlare con tutti allo stesso livello, da Caracciolo a l'ultimo della Zocchetto. che ero proprio molto intimorita. Devo dire che sia lui che Spadolini
Erano due persone con le quali io ho un po' lavorato da giovane repubblicana, ma mi intimorivano molto. Allora, adesso torniamo un attimo in studio perché prima della pubblicità voglio introdurre invece, abbiamo parlato di grandi personaggi della politica, abbiamo parlato di ministri, abbiamo parlato insomma, poi torneremo a parlare di ministri, in particolare di Spadolini, perché secondo me lui c'è un passaggio importante che poi vedremo insieme, che dava il segnale del passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. Però ci caliamo più verso diciamo così, il nostro territorio. Adesso le faccio vedere l'inserto del C8 per l'ottimo Alessandro Granziera e Francesca Pezzo naturalmente. Andiamo nel 1985, il 27 luglio, e faccio vedere una riunione di pentapartito. La raccontiamo per chi non sa che cosa vuol dire riunione di pentapartito, e magari raccontiamo anche i volti, perché tu li riconosci assolutamente tutti, voglio dire. Riunione di pentapartito, che cos'era questa cosa a Cassugana nella sala che dovrebbe essere stata la sala della giunta? Il sindaco Gagliardi giovanissimo. Allora, il pentapartito era appunto quelle collaborazioni politiche nelle quali si andava. Madonna, giovanissimo con... Allora, dove c'erano appunto... Questo mi dimostra che ai nostri ospiti quasi mai facciamo vedere le immagini, per cui sono... No, Masi, che ricordo, poverino, non c'è più. Pazzesco. Tullio Guadagnina anche lui, Mazzarolli ovviamente. Il pentapartito era appunto quando c'erano la Democrazia Cristiana, che è la più forte, che però facevano delle coalizioni, parlando di DC. appunto, facevano delle coalizioni di centro-sinistra, diciamo così, dove c'era anche il Partito Comunista, ma c'erano anche il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, ma soprattutto il Partito Socialista. E quindi quelle riunioni erano riunioni molto importanti, perché Gagliardi giovanissimo, perché dobbiamo anche ricordare che prima del 92, quindi noi parliamo in questi anni qua, era prima del 92, il sindaco alla mattina entrava sindaco, alla sera poteva uscire non sindaco, perché il sindaco veniva votato, guarda veniva votato dai consiglieri comunali, quindi dal consiglio comunale. Un consiglio comunale che all'epoca, rispetto ad adesso che con le riforme praticamente non conta più niente, all'epoca i consiglieri comunali contavano tantissimo. Allora, per essere eletti c'erano anche le 4 preferenze, si viaggiava sulle 2000 preferenze, tanto per capire che controllo del territorio c'era. Ma i consiglieri comunali erano talmente tanto importanti che se una delibera non andava bene, si arrivava in consiglio, si votava contro, il sindaco si doveva dimettere, e c'erano poi le consultazioni, magari queste erano una di quelle, nelle quali bisognava poi riprendere e cercare di trovare una nuova maggioranza. Le maggioranze più astute erano quelle dove si toglieva il potere importante alla Democrazia Cristiana, che con tutti i voti che aveva faceva il bello e il cattivo tempo, e si creavano quelle giunte, come dire, spurie, che erano quelle del centro-sinistra, ma dopo parleremo di che questo. Erano un casus belli su Treviso. Il caso Reggiani è un caso di questi. Allora adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ripartiremo, cambiamo un po' il titolo e ragioneremo di Treviso, ma ragioneremo anche di grande politica. Dopo la pubblicità. Anche in grado di dare i valori del Senato per quanto riguarda la città di Treviso. Per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, sto parlando di Treviso capoluogo, la Democrazia Cristiana ha ottenuto il 25% in rapporto al 35,5 dell'87, perde il 10,4%, il PDS ha ottenuto il 9,8%, perde il 5,4%, Rifondazione Comunista 3,1%, per quanto riguarda i socialisti in questa tornata guadagnano 9 punti in percentuale, avevano nell'87 il 15,2%, perdono a Treviso 6 punti e 2. Il PSDI 1,2, 2,5 nell'87, perde 1 punto e 3. Per quanto riguarda invece il Partito Repubblicano,
c'è un balzo notevolissimo in avanti, i repubblicani a Treviso guadagnano il 5,6%, passano dal 6,9 al 12,5%, il PLI dal 3,2 ottenuto in questa tornata, nell'87 aveva il 4,2, perde un punto. Per quanto riguarda l'MSI Destra Nazionale, nell'87 aveva il 5,4%, in questa tornata il 4,7%, ha perso 0,7%, e Federazione dei Verdi il 3,8%. Ecco, la Lega Lombarda in città, la Lega Nord, Liga Veneta, prende 18 punti, ne aveva guadagnati 4,5 nell'87, quindi guadagna un balzo notevolissimo in avanti, più 14,5. Poi abbiamo Unione del Popolo Veneto 0,7%, Caccia Pesca Ambiente 0,4%, Pensionati 1,1%, Lista Referendum 1,9%, Lega Autonomia Veneta 3%, Veneto Autonomo 1%, Movimento Verdi Federalisti 1%, altre liste 1%. Allora, 6 aprile del 92, questo è, diciamo così, un telegiornale storico, nel senso che è il passaggio all'inizio, anzi è la fine della Prima Repubblica, anzi l'inizio della fine della Prima Repubblica e l'avanzamento delle leghe e di conseguenza tutto quello che ne consegue. Nel 92 cominciano a esserci anche, come dire, cominciano gli scandali, Tangentopoli, insomma. Non a caso questa seconda parte questa quarta parte l'abbiamo intitolata Treviso e il crollo della Prima Repubblica. Come l'avete vissuta voi da repubblicani? Perché in questo caso voi avete invece avanzato, però poi è andato giù tutto. Certo, allora noi abbiamo avanzato perché era un periodo nel quale anche a livello nazionale comunque i spadolini di turno avevano ancora un ruolo molto importante e eravamo riusciti a creare quell'area laica che poi non si è più sviluppata. Certo che però ricordo perfettamente quanto, e mi riferisco a Con perché era un po' il mio padre politico, quanto Con fosse veramente molto arrabbiato dall'avanzata di Gobbo di turno, che già io me li ricordo all'epoca, sia Gobbo che Michelon, perché siccome la politica, e passatemi il termine, non è in senso spregiativo, si faceva anche nelle osterie, la nostra base, diciamo così, era al Bassanello. Il Bassanello improvvisamente diventò la sede leghista, quindi fu, come dire, un appropriarsi di una zona che era sempre stata dei partiti laici, un po' i repubblicani, un po' i socialisti. Questa avanzata, peraltro di un partito un po' autonomista, aveva anche un po' polarizzato il Partito Repubblicano, perché c'era un Partito Repubblicano fortissimo sulla questione dell'unità d'Italia e soprattutto del fatto, diciamo così, del nostro principio di uno Stato laico forte e centralista. Dall'altro lato però c'era anche nel nostro partito una sorta di volontà autonomistica che non era facile che prendesse proprio piede, che avesse molti delegati, ma che si faceva forte di una forte avanzata dei leghisti, tanto è vero che alcuni di noi, cioè alcuni dei nostri, passarono poi alla Lega. Faccio un nome per tutti perché è ancora conosciuto. Ubaldo Fantona, ad esempio, finita l'esperienza del Partito Repubblicano, diventò assessore della Lega sì, mi pare che si chiamasse Ubaldo, sì, e fu anche, e tra l'altro ebbe anche un ruolo nella provincia di Treviso come istituzione. Per cui alcuni di noi fecero il passo verso gli autonomisti leghisti e il partito, da quel 12% che fu un po' una sorta poi di fine e di non ritorno, cominciò invece anche il Partito Repubblicano ad entrare in una fortissima crisi, perché perse un po' la sua identità. Dai valori nazionali alla mazziniani, ebbe anche questo innesto di parte, diciamo così, autonomista che veniva anche da territori per noi peraltro molto forti, perché noi nel Montebellunese governavamo, avevamo molti consiglieri comunali nell'area del Montebellunese, che non c'era solo Mangilli, ma ricordo anche un personaggio storico, anche lui che non c'è più purtroppo, Edo Cornuda, erano personaggi storici di quel territorio, che erano, li chiamo io, dei protoleghisti sostanzialmente, soprattutto Edo Cornuda.
anche se erano molto laici, no? E quindi questo passaggio scombussolò anche la nostra area e fu un momento molto complicato di trasformazione del partito. Ecco, adesso invece vi porto al 1985, l'RVM è un RVM mutuo, quindi vedremo solo le immagini. Sono particolari perché sono immagini che arrivano da Istrana, è il primavera estate del 1985, qui c'è l'arrivo del Presidente della Repubblica Cossiga, Francesco Cossiga, ecco, vediamo che scende, e dietro di lui c'è il Ministro della Difesa che è Giovanni Spadolini. Per una questione di brevità noi facciamo vedere le immagini, in realtà qui c'è anche un'intervista che magari vedremo in un'altra puntata, il Presidente Cossiga che si intrattiene poi con Carlo Bernini, con Reggiani che vediamo lì, c'è 85, quindi non siamo ancora alla crisi, con il sindaco di Treviso Mazzarolli, tanto per intenderci, ecco, per dire le levature insomma, delle presenze che c'erano lì ad Istrana. E Spadolini poi in un'intervista raccontò perché erano sia Cossiga che Spadolini erano venuti qui, perché andavano a Cortina a fare un'esercitazione. Infatti lui, il Ministro della Difesa, disse che noi eravamo pronti a difenderci ovunque. Tutto questo era nel 1985, diciamo poche settimane prima che capitasse Sigonella. E mi sto chiedendo quanto questa Prima Repubblica cade. La domanda l'ho fatta anche a un'altra persona del Partito Socialista, in questo caso cioè a Siro Zanella, quanto la Prima Repubblica cade su Sigonella, sul fatto che noi ci siamo armati, avevamo un esercito, avevamo ormai maturato una sorta di, fra virgolette, indipendenza dagli Stati Uniti, e poi cade Sigonella, e poi Craxi si punta i piedi, non risponde nemmeno al telefono del Presidente degli Stati Uniti, e poi stranamente dopo un po' salta tutto. Beh, allora è stato un dibattito molto acceso e molto forte anche nel nostro partito, perché noi eravamo filo atlantisti. E poi, in effetti, poi quando è stata Sigonella, Spadolini si astenne. Filo atlantisti, e peraltro non c'era una grandissima simpatia in quella fase storica di fine di un'epoca tra il Partito Repubblicano e il Partito Socialista, perché un po' cominciavano a mangiare nello stesso ambito. Mangiare politico? Sì, ambito, mangiare nel senso dei voti. No, ho sbagliato il termine perché poi vengono dei tempi molto duri anche da quel punto di vista. Però pescavano voti nella stessa area e mentre appunto i socialisti volevano un po' rubare quell'area laica, ma anche essere, come dire, molto forti e staccarsi un po' dal strapotere americano, diciamo così, il Partito Repubblicano è sempre stato filo atlantista, e quindi questa sua posizione la difese in maniera molto molto forte. I dibattiti all'interno anche delle sezioni di Treviso, perché non dimentichiamo che a Treviso si facevano dibattiti su Sigonella. Io mi ricordo tra l'altro che nel 92 io poi mi laureai e feci una tesi sui poteri di esternazione del Presidente della Repubblica, che era Cossiga all'epoca, che di esternazioni ne faceva tante. Il picconatore. Che ne faceva tante, appunto il picconatore. E questi dibattiti furono molto divisivi per il nostro partito, perché appunto questa difesa dell'atlantismo, molto anche sostenuto da Giorgio La Malfa, che all'epoca non era ancora segretario, ma era il futuro del partito, perché era il delfino del vecchio La Malfa, del padre La Malfa morto nel 79, mi pare, Ugo. E però lui si affacciava, Giorgio La Malfa è del 1940, quindi in quegli anni là, insomma, era nel pieno del suo fulgore politico, si affrancava sul fatto che appunto lui era molto filoatlantista, e questo appunto dibattito pose proprio una grossa differenza all'interno del partito, e ci furono tesi e controtesi che hanno avuto delle conseguenze anche nei congressi locali. Cioè nei congressi locali non si discuteva di cose banali, ma si discuteva su posizioni nazionali ed internazionali, dove, come dicevo prima, si poteva perdere un congresso. Allora, giusto per dire, no, del fatto che ci si portava via i voti e ci si portava via le rappresentanze, adesso andiamo a vedere un servizio, il C12
Alessandro e Francesca in regia, sempre solerti devo dire. Il C12 è del 10 marzo dell'87, quindi siamo un po' prima del muro di Berlino, un po' dopo Sigonella. Qui siamo già come dire, nel cercare di allargarsi, presumo socialisti e repubblicani invece di tenere le posizioni, perché qui c'è una fuga dal Partito Repubblicano. Vediamo il servizio, poi lo commentiamo. Dopo l'uscita di 8 suoi esponenti, tra cui l'ex segretario provinciale Luciano Bernardi, qui nelle immagini, il PRI trevigiano vede salire a 9 il numero dei suoi iscritti, oramai da archiviare come ex. L'ultimo della lista, che qualcuno prevede destinata ad allungarsi ancora, è Francesco Morosini, membro della direzione provinciale e del direttivo cittadino del partito dell'Edera. Morosini, da che cosa scaturisce questa decisione? Ma voglio precisare, non da motivi locali, perché essere minoranza a livello locale è problematico ma compatibile, ma dalla valutazione serena che il progetto politico al quale io tengo, cioè la creazione di una sinistra laico-socialista, è incompatibile con le attuali scelte ideali del Partito Repubblicano, che ritengo abbia abbandonato le matrici ideali dalle quali era nato per diventare un partito diverso da ciò che dovrebbe essere, o almeno più modestamente che io vorrei fosse. Ecco, lei quindi se ne va dal Partito Repubblicano. Ha già scelto un'altra via, un altro partito? Conseguentemente a quanto dicevo prima, cioè conseguentemente alla necessità di creare in Italia come premessa per l'alternativa di governo un polo, anzi preciso una sinistra laico-socialista, intendo chiedere agli organi competenti del Partito Socialista se accettano la mia iscrizione. Morosini, a differenza degli 8 colleghi che l'hanno preceduto e che avevano subito dichiarato di aderire alla componente socialista che fa capo a Siro Zanella, ha preferito glissare su questo argomento. È già abbastanza difficile andarsene da un partito dopo 20 anni di militanza, ha detto. A quale anima socialista aderire è davvero impossibile dichiararlo così su 2 piedi. Me lo ricordo perfettamente. Ricordo perfettamente perché all'epoca, che non c'erano i telefonini, c'erano i telefoni bollenti fin dalle 6 della mattina. Questo per alcuni del partito fu ritenuto un tradimento, anche perché fecero questa conferenza stampa e non si dimisero dal partito e dalle cariche, ma si dimisero per transitare in un altro partito, per cui molti dei nostri iscritti, ma anche dei dirigenti, Comper primo, ritennero che fosse veramente un tradimento pazzesco, con il rischio poi della tenuta della maggioranza in Consiglio Comunale, perché come dicevo prima all'epoca non c'era l'elezione diretta del sindaco, ma il sindaco entrava sindaco e la sera poteva non esserlo più. Perché lo votavano di fatto i partiti e quindi dopo certo, lo votavano di fatto i consigli comunali. Assolutamente, e quindi questo poi alla lunga portò anche una crisi di governo e fu la pagina nera della città, perché a seguito di questo episodio che indebolì il Partito Repubblicano, a seguito appunto di una maggioranza più traballante anche in Consiglio Comunale, si arrivò poi alla caduta della Giunta dopo qualche tempo e al commissario, che fu una pagina nera per quelli che facevano politica, perché per la prima volta in una città veniva il commissario prefettizio, perché il sindaco non solo non poteva più ricandidarsi, diciamo così, perché non aveva la maggioranza, ma non si era riusciti a costruire una nuova maggioranza, e questo fu molto pesante. Tanto è vero che adesso noi ci vediamo l'Insetto 13, anche se io l'avevo messo per ultimo per chiudere un capitolo, ma in realtà ormai la nostra discussione porta così. Ci vediamo anche questo servizio, che è l'inizio della crisi del Comune di Treviso, esattamente negli stessi giorni, diciamo, di questa fuga dal Partito Repubblicano. Quindi la tesi sta tutta in questo servizio. Vediamolo insieme e poi lo commentiamo. Si avvicina la data di lunedì 9 marzo, quando tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale per la discussione sulla crisi politica apertasi al Comune di Treviso dopo l'uscita dalla maggioranza di PRI e PSD, ed i vari partiti vanno mettendo a punto le loro posizioni per un dibattito che si preannuncia acceso. Ieri sera c'è stata riunione fiume, oltre 4 ore, del gruppo democristiano, impegnato nella ricerca di una non facile unità interna, stanti le divergenze non ancora del tutto chiarite nei rapporti con il gruppo dei 5,
Piovesan, Benazzi, Cendron, Vazzolere, Trevisan. Pare che le risultanze siano da considerarsi positive, anche se un accordo definitivo non è stato ancora raggiunto, anche se ieri sera erano assenti giustificati Piovesan e Benazzi, anche se il gruppo dei 5 si è riservato di far sapere nei prossimi 2 o 3 giorni quale posizione intende assumere nel prossimo dibattito consiliare. I 5 non avrebbero espresso riserve di fondo sull'ipotesi del tripartito DC, PSI, PLI, che è la più probabile e che è anche quella ufficiale della Democrazia Cristiana, né avrebbero posto come pregiudiziale l'ingresso di un loro rappresentante nell'esecutivo. Chiedono però chiarezza nei programmi e maggior rappresentatività all'interno del gruppo e nelle commissioni consiliari. Sin qui gli altri 13 sono sicuramente d'accordo, anche se a scanso di equivoci hanno già fatto sapere che si opporrebbero comunque ad una modifica della compagine scudo crociata all'interno della Giunta. Unità del gruppo DC dunque raggiungibile sulla base di un'intesa di metodo e per il tripartito unità quanto mai indispensabile, visto che dietro le quinte si dà per scontato che l'assenso del PSI sarà limitato ai 4 demichelisiani con l'opposizione del zanelliano Giomo. Resta da vedere che ne sarà delle deleghe lasciate dal repubblicano Masi. Rimarrà la redistribuzione già operata all'interno della Giunta o entrerà un nuovo assessore? Difficile prevederlo. Nella seconda ipotesi è comunque certo si tratti di un democristiano. Qui addirittura si innesca anche, diciamo così, il mal di pancia proprio all'interno stesso della DC, con le nuove leve che cercavano degli spazi che forse magari i vecchi, diciamo gli storici rappresentanti non riuscivano a dare. Sì, allora, quando dicevano delle lunghe riunioni che ci sono state con i 5 dissidenti, da cui Benazzi, ora direttore generale dell'ULSS, io ricordo invece la riunione No Fiume, entrammo in partito alle 8 e uscimmo alle 4 della mattina, e in quelle riunioni là, tra l'altro, con le reciproche accuse per le uscite dei dissidenti sostanzialmente, fu una, soprattutto Giacomin, che ho visto tra le foto che era tra i 7 che erano usciti, che all'epoca era insomma una personalità molto importante insieme a Morosini anche del partito, oltre al segretario provinciale. Il dibattito fu veramente accesissimo e si uscì tutti sconfortati, anch'io, anche se era un po' di anni che ero iscritta al partito, capivo molto bene le cose, però insomma erano anche operazioni molto grandi e si capì che stava finendo un'epoca sostanzialmente, che non si sarebbe riusciti a trovare una soluzione, infatti poi non si trovò, la crisi di giunta non fu ricomposta sostanzialmente e poi dopo un po' di tempo arrivò appunto il commissario prefettizio, ma fu uno dei dibattiti veramente molto, molto faticosi, molto laceranti, perché la militanza politica dell'epoca, ripeto, era una militanza di fortissima passione e personalità sui temi della città. Voglio essere precisa perché voglio che lo capiscano bene, non si discuteva dei posti, quando dicevano entrerà l'assessore democristiano, entravano delle aree molto chiare, cioè delle aree organizzate che avevano visioni diverse della città. E allora io l'ultima domanda, e questo era molto importante. Io per l'ultima domanda la faccio alla bambina in politica che ha iniziato la politica da bambina. Ma e adesso col Partito Democratico? Abbiamo pochissimo tempo, l'ho tenuto per ultimo perché so che l'argomento è lunghissimo. È un mondo completamente diverso. Adesso i dibattiti all'interno dei partiti, ma anche del Partito Democratico, sono dibattiti molto più leggeri, gli scontri accesi, leggeri nel senso che si parla più che altro di posizionamenti, però non c'era quella animosità, quel forte carattere di discutere delle cose, le discussioni erano accese su temi forti della città. Adesso, e poi erano partecipatissime, cioè a parte le direzioni che partecipavano, chi poteva partecipare, ma c'era proprio l'iscritto che veniva lì e si arrabbiava perché si faceva cadere il sindaco o non si prendevano delle posizioni sulle infrastrutture della città. Adesso è tutto molto più sopito
si discute magari su quello che si può fare sui social, è molto cambiato. La riforma che poi c'è stata ha dato più potere al sindaco, è stato un passo in avanti verso la democrazia o un passo indietro? Allora, posso dare due risposte. La prima è che in una democrazia perfetta è un passo in avanti perché dà stabilità, ma noi non siamo una democrazia perfetta. Pertanto a me dispiace molto perché al giorno d'oggi, ecco perché non è colpa dei partiti, perché non è solo il Partito Democratico, è dal Partito Democratico alla Lega, adesso il Consiglio Comunale non conta niente, proprio niente, vota un po' di delibere e non conta niente, decide tutto il sindaco. Le giunte una volta erano fatte da soggetti che intanto prendevano i voti e valevano i voti, e i voti quando entravi con 300 preferenze le dovevi raddoppiare la prossima volta, perché vuol dire che tu sul territorio c'eri e facevi le cose per la città. Adesso il sindaco può nominare delle persone esterne, può tenersi le proprie deleghe, non sarebbe esistito nei tempi di Mazzarolli, quindi la politica è molto cambiata, è più fluida, diciamo così, se si può utilizzare un termine molto moderno, meno di contrasto ma anche di sintesi. Fare le sintesi in un partito è molto più complicato e soprattutto non c'è la voglia di lavorare insieme, di coalizzarsi in maniera seria, come all'epoca si era anche costretti da una legge elettorale. Traduco, adesso vince il sindaco e il sindaco si porta i suoi. Una volta invece chi andava a governare una città doveva per forza di cose collaborare con gli altri e la collaborazione con gli altri era un accrescimento politico, ma faceva fare anche sintesi e forse faceva fare le migliori riforme che c'erano. Dico una, all'epoca Fanfani fece le case popolari e qui si tradussero con il villaggio coordinato, che fu un bel esempio di integrazione delle persone che avevano più difficoltà economiche, dando anche un villaggio complessivo. Adesso queste cose non le ho più viste, si vede qualche strada, qualche rotonda, ma si ferma tutto là. Per cui io sarò magari ormai, come dire, sono cresciuta molto, ma devo dire la verità che quello che ho imparato nella Prima Repubblica, i giovani che si affacciano adesso alla politica non facilmente potranno avere le esperienze che ho avuto io, che erano veramente molto belle. Grazie a Antonella Tocchetto, con questa riflessione chiudiamo questa puntata della nostra storia, riflessione e parole che se adesso ci pensate sono veramente delle pietre per quanto riguarda la politica attuale. Speriamo bene in un futuro e noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie.